Eccoci, buonasera a tutti. Lunedì 15 novembre, ore 17:06. Sotto traccia ho già i miei ospiti, ci siamo dilungati perché ci siamo subito accalorati di altri temi che non riguardano il calcio, ma lo faremo in parte probabilmente, oppure non lo faremo perché comunque siamo dentro alla trasmissione Che calcio che fa, dove si può parlare di calcio in senso lato, con leggerezza e senza grandissime polemiche. Lo si fa proprio in una forma molto tranquilla. Ricordiamo che Calcio che fa è appoggiato dalla Profenis Nutraceutica, che ci aiuta in questo piccolo progetto, e poi per il resto abbiamo le nostre pagine Facebook collegate, che sono appunto quelle di Che calcio che fa, i profili personali, e poi la pagina di, eccola qua, di Silver Music Radio. E quindi diciamo che per quest'anno, visto che dopo 5 stagioni di radio ci siamo in qualche modo spostati sull'online per ragioni anche personali, per questioni anche legate alla radio in sé, perché dopo un anno e mezzo di pandemia non è facile portare avanti progetti radiofonici con tecnici, speaker che devono rimanere a casa. Insomma, in questo modo riusciamo a portare avanti il nostro progetto e essere comunque in qualche modo performanti. Speriamo di passare appunto un'ora in totale tranquillità e simpatia. Abbiamo gli ospiti della trasmissione. Dopo Davide Grassi della settimana scorsa e di Maurizio Ceccarelli, abbiamo un uomo politico, ma è un uomo che è legato alla comunicazione, legato anche al territorio, visto che è stato fino a pochissimo tempo fa assessore al lavoro, all'istruzione, allo sport, alla cultura, e ho il piacere di invitare Sergio Meazzi. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te Sergio, non ti ho invitato settimana scorsa perché c'era il derby. Va bene? Hai fatto bene. Ha fatto bene, ne parleremo dopo. E adesso ho il piacere di invitare invece un corrispondente da Vercelli, però un corrispondente da tutto il mondo, perché scrive dei pezzi meravigliosi sul giornale, è autore Rai 2 e soprattutto ci conosciamo da qualche anno per ciò che riguarda il calcio, specie quello africano, ma lui sa tutto ed eccolo qua, Luigi Guelpa. Eccoci, buonasera Fulvio, ciao Sergio. Eccoci. Ciao Luigi. Ciao, allora veniamo al dunque, no? Via il dente, via il dolore, no? Stasera abbiamo questa partitaccia, no? Purtroppo ci ritroviamo sempre con queste partite, ma d'altronde fanno parte anche, mi ricordo in Inghilterra-Italia con il gol di Zola, cos'era il 96, 98, non mi ricordo già più niente. Mi ricordo partite con le monetine, mi ricordo partite che dovevano essere ovviamente importantissime. Adesso mi sfugge una con la Russia, per esempio, tanti anni fa, e oggi siamo arrivati a una partita che fa parte del calendario del nostro girone, una Irlanda del Nord Italia. Irlanda del Nord Italia. Allora, innanzitutto una sensazione proprio così a pelle, no? Ecco, Sergio, una sensazione a pelle velocissima. Com'è il tuo umore, il tuo stato d'animo? Guarda, io sono abbastanza tranquillo, però devo dire attenzione perché gli irlandesi sono tosti, cioè hanno un calcio molto dinamico, continuano a fare sportellate, insomma, sono gente dura, quindi insomma noi dovremmo essere un pochino più intelligenti e provare a portare la partita sul, tra virgolette, il nostro terreno, che è un po' un terreno più tecnico, insomma. Bene, Luigi? Come ti avvicini? Condivido pieno quello che ha detto Sergio, aggiungendo che 7/11 della nazionale irlandese che oggi scenderà in campo con l'Italia è composta da ragazzi che hanno in passato giocato a rugby o al calcio gaelico, che è l'altro sport molto diffuso dalle parti di Belfast. Quindi sicuramente l'unica cosa preoccupante è la fisicità di questa squadra, che è anche in rinnovamento alla luce delle delusioni del passato. Quindi insomma c'è da stare attenti sotto l'aspetto atletico. Tecnicamente siamo più forti, però insomma bisogna dimostrarlo sul campo di esserlo. Fisicamente insomma qualche problema ci potrebbe essere. Allora, io però a questo punto vado a vedere subito la formazione dell'Irlanda, ve la faccio vedere e dopo facciamo qualche analisi, qualche considerazione. Eccola qui. Vi dico velocissimamente. Allora, Peacock, Farrell in porta, Sheffield Wednesday, terza categoria, cioè terza serie. Poi c'è McNair nel Middlesbrough, seconda categoria,
dico secondo la Serie B, la Championship. Poi c'è Evans dell'Leicester e poi United. Poi Cathcart del Watford, poi 5 centrocampo perché giocano con il 3-5-2, c'è Dallas del Leeds, McCann del Preston North End, che esatto, seconda anche questa in seconda categoria, poi Davis che gioca nel Rangers Glasgow, centrale di centrocampo, Seville che gioca nel Millwall e poi Lewis che gioca nel Newcastle. Davanti abbiamo McGuinness al City, quindi nel Championship, e poi c'è Washington che gioca in terza divisione nel Carlton. Ci sono alcuni giocatori che sono 33enne Evans, Cathcart 32, poi abbiamo Davis che ne ha 36, lì davanti non sono particolarmente giovanissimi, con McGuinness con 31 e 29 con Washington. Cioè a me dà l'idea che sia una squadra, come avete detto voi, in pieno stile anglosassone, quasi rugbistica, dove è importante probabilmente l'esperienza, perché il fatto che siano di una certa età mi dà l'idea proprio che è una squadra che si conosca molto ma molto bene già da tempo. Sergio? Sì, no, tra l'altro bisogna stare attenti alle provocazioni, perché loro hanno un calcio, come sapete, totalmente diverso dal nostro, no? Cioè loro sono quelli che entrano, voglio dire, al limite forte e poi ti danno il 5, come dire ok, alright. E quindi questo è secondo me una delle cose che noi dobbiamo stare molto attenti, anche io le chiamo provocazioni tra virgolette, no? Però sì. È un calcio talmente tanto diverso, tanto dinamico che noi non siamo abituati. Noi oramai siamo quelli che, voglio dire, appena ci toccano, diffondiamo la palla, appena c'è uno sfioro sulla schiena cadiamo e crolliamo a terra, come ci frantumiamo come un vetro di Murano. E quindi questo credo che sia una delle, come si dice, delle difficoltà che potremmo incontrare stasera, per cui calma, sangue freddo, far girare la palla e insomma, io sono convinto che poi alla fine se sei più bravo vinci. Luigi, questa differenza di età di questi giocatori, al di là della questione prettamente tecnica che abbiamo già in qualche modo sviscerato, può influire in senso negativo per loro? Noi insomma siamo una squadra, tolto Bonucci, una squadra fresca, giovane, pimpante. Sai, loro sono anche una squadra tra virgolette vecchia, perché poi comunque non è facile assemblare una nazionale per l'Irlanda. Molti sono giocatori nati in Inghilterra che giocano per l'Irlanda perché avevano il nonno, la nonna originari di Belfast e dintorni, che non hanno avuto possibilità di giocare per la nazionale inglese, quindi sono già seconde e terze scelte, no? Tra virgolette. Quindi, sì, ripeto, preoccupa la fisicità. Guardavo prima la formazione, mi viene in mente questo Washington che aveva iniziato come portiere, poi aveva mollato per far giocare a rugby e poi è tornato a giocare da centravanti, no? O l'altro suo compagno di reparto che fino all'età di 21 anni faceva il postino. Quindi insomma sì, è una squadra così. Tra l'altro attenzione, questo non per denigrare il calcio dell'Irlanda del Nord, che ci ha regalato uno dei più grandi giocatori al mondo di tutti i tempi, che è George Best, certo. E soprattutto una squadra che comunque per un lungo periodo, tra inizio e metà anni 80, è stata competitiva. L'Irlanda del Nord di Pat Jennings, di Norman Whiteside, di Nicol, insomma era una squadra anche di buon livello. Poi ha perso nel tempo questo smalto, è venuta fuori l'altra Irlanda, l'Eire, che invece ha dominato a livello isolano, a livello di Gran Bretagna, ha dominato molto di più negli anni a venire. Ancora adesso è una realtà sicuramente più forte e più sprintosa. Questo forse è uno dei momenti più bui della nazionale dell'Irlanda del Nord. Ma io qua vorrei riagganciarmi a un altro discorso. Sì. È vero che la partita è decisiva, perché è decisiva, però io non vedo nell'Italia una squadra che abbia commesso chissà quali errori. Il problema è che la Svizzera è stata molto competitiva. È tutto qua la differenza, no? Cioè, è la Svizzera che secondo me ha alzato l'asticella, ma non da mo', l'aveva già fatto, ricordiamoci, gli europei eliminando la Francia e rischiando di passare anche con la Spagna. Quindi comunque è una squadra di buon livello.
Luigi, con Petkovic veniamo già non so quanti anni, almeno 5 anni credo che lui ha allenato e ha fatto svoltare la Svizzera, perché sono tutti questi giocatori che tra parentesi sono tosti, giocatori che vengono da dall'Albania, Guarda, io kosovari. l'altra sera parlavo con Turkilmaz, che sicuramente conoscerete. Kubilay Turkilmaz è stato il centravanti della Svizzera per tantissimi anni, in Italia ha giocato a Bologna, ha giocato forse anche a Brescia, se non ricordo male. Sì. E mi diceva questo, dice Luigi, guarda che i nostri ragazzi hanno fame, perché non è più la Svizzera francese, italiana e tedesca, ma sono tutti, esatto, che era comunque un buon giocatore come Gruppo, come Sforza, eccetera, ma è una Svizzera di figli di immigrati, quindi sono giocatori che vengono dall'Africa, hanno portato fisicità, hanno portato tecnica, e quindi mi diceva non è più quella Svizzera di non è quella Svizzera Svizzera che lì. poi Oxford aveva creato questo ciclo importante, la qualificazione mondiale del 94, tutto quello che vogliamo, però poi adesso ha fatto un ulteriore salto di categoria, quindi di conseguenza non ci sono dei meriti dell'Italia, ma secondo me c'è merito della Svizzera aver tenuto alta l'asticella. Luigi, mi dai il là per un argomento molto caro, l'abbiamo visto anche durante gli europei, perché ci sono sempre i famosi detrattori della nazionale che non riesco a capire per quale motivo. Sergio, quando abbiamo incontrato la Turchia del tuo amico Çalhanoğlu, eccolo lì, aveva giocato molto male, tra parentesi quella partita lì, e poi la Svizzera. perché in Ma genere chi abbiamo incontrato? Dicevamo, ma chi abbiamo incontrato? Dicevano, no? E adesso Luigi ovviamente dice, guardate che la Svizzera non è una Svizzera, è già da mo', quindi alla fine sono cambiate, il panorama è cambiato. Dopo andiamo a vedere anche quelle che sono, come la situazione in Europa. Sergio, allora, com'è questo ragionamento? Sempre di avere dei detrattori, sempre comunque? È una questione di voler essere originale a tutti i costi o di essere dei malmostosi sempre pronti a incavolarsi? No, io direi che ha ragione Luigi, cioè, guardate, io ho visto appunto come tutti noi abbiamo visto la partita, tatticamente la Svizzera non è più la Svizzera, è un'altra Svizzera, cioè è una squadra, voglio dire, accorta, attenta, fa dei movimenti pertinenti, le fa sempre in tutto il campo, si muove, voglio dire, da squadra, quindi non è più quella Svizzera là, ma tendenzialmente tutte le squadre non sono più quelle là, cioè il calcio in qualche maniera ha avuto delle evoluzioni pazzesche, no? Nel girone dell'Inter, giuro, di Champions League, non c'entra, perché adesso poi però c'è questa squadretta qui che non so, eppure voglio dire fa la sua bellissima figura, no? Certo. Quindi qui in altri, voglio dire, anche in altri gironi ci sono squadre che sono squadre di poco conto da un punto di vista delle vittorie, ma che voglio dire in qualche maniera creano delle difficoltà alle nostre squadre. Questo dovrebbe essere da un certo punto di vista dovrebbe essere anche un bel segnale per far capire che insomma il calcio non è solo quello delle 8 sorelle, 9, 10, 11, 16 sorelle di una Superlega, anche se poi la logica probabilmente andremo in quella direzione. Il calcio è fatto di tante realtà che sono legate al territorio, no? Quindi agli stati e alle nazioni. Andiamo a vedere la situazione attuale in prospettiva Qatar. Eccola qua. Quindi vediamo un attimo, riuscite a vedere? Sì, assolutamente. Allora, già vediamo anche, per quello che volevamo anche dire prima, le nazionali già qualificate, già vediamo che cambiano. Allora c'è il Belgio che in qualche modo si conferma come squadra indubbiamente prima nel ranking, e quindi non ce n'è. Poi magari non riesce a vincere, ma più o meno arriva in zona. La Croazia è una grande sorpresa perché si riconferma dopo aver fatto la finale nel 2018. La Danimarca è una squadra tosta, l'abbiamo vista all'Europeo, la Francia ha vinto i mondiali, la Germania arriva sempre, la Serbia è una grande sorpresa, la Spagna con un po' di fatica, ma comunque con un buon progetto di Luis Enrique si è ripresentata. Poi abbiamo nazionali sicuri del secondo posto, in lotta per il primo abbiamo l'Inghilterra, che anche qui parlano tanto degli inglesi, però anche loro se la devono faticare, l'Italia, la Polonia e la Svizzera, nazionali non sicure del secondo posto, ma ancora in lotta per il primo, non si sa mai, un'Olanda, una Norvegia e una Turchia.
poi ci sono quelle che sono qualificate ai playoff che sperano, quindi saranno delle mine vaganti come la Macedonia del Nord che si è veramente qualificata per la prima volta, il Portogallo che è una nobile decaduta con Cristiano Ronaldo molto incavolato, la Russia che ha organizzato gli ultimi mondiali, la Scozia, la Svezia che è quella terribile che ci ha buttato fuori, nazionale ancora in corsa per il secondo posto, Repubblica Ceca, la Finlandia, l'Ucraina, il Galles, e in ultimo quella che viene fuori dalla Nation League che è l'Austria. Cioè alla fine vediamo che è cambiato un panorama qui, no? Cioè, prima c'era una sicurezza, noi avremmo dovuto dire, beh, insomma, Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo devono qualificarsi già quasi di default, invece non è così, è quello che stavamo un po' dicendo prima. Chi vuole basta rispondere? pensa all'Austria, stavo guardando l'Austria. L'Austria ha fatto un'evoluzione incredibile dal punto di vista calcistico. Quando mai noi incontravamo l'Austria avevamo, tra virgolette, timore dell'Austria. Oggi è anch'essa una bella squadra, una squadra quadrata, una squadra forte. C'è davanti, secondo me, uno dei più bravi giocatori che oggi gioca in Italia, che veramente in qualche maniera fa un po' la differenza, no? È un po' spigoloso anche come giocatore, però insomma ha dei talenti che secondo me sono molto, molto interessanti. Luigi? Sul compaginamento, però Italia e Inghilterra che devono un po' faticare, però poi davanti vedo più o meno le solite ci sono sempre, la Francia c'è, la Germania c'è, la Spagna c'è, aggiungiamo noi Italia e Inghilterra, poi il gota del calcio europeo insieme all'Olanda che insomma, stanno lì faticando, più o meno c'è sempre, il Belgio si sta mantenendo sui suoi livelli, insomma io non vedo delle rivoluzioni clamorose. Voi citate il Portogallo tra le grandi, quando Cristiano Ronaldo andrà in pensione poi voglio vedere se sarà ancora tra le grandi. Hai ragione, infatti molti dicono non fa impazzire. Il Portogallo ha vinto un europeo con un gol di un giocatore che non giocava neanche titolare nella sua squadra di club, non l'Eder che era in Italia e neanche l'Eder brasiliano. Ma le grandi ci sono lì. Poi qualcuno fa delle evoluzioni importanti, poi torna di nuovo nei ranghi. Pensate, questa mappa non c'è l'Islanda. Fino a 2 anni fa eravamo qua a menarcela con l'Islanda, la grande Islanda, la favola. Non mi sembra di vederla l'Islanda. Quindi ci sono alcune realtà che vanno periodi e altre che ci sono sempre, tranne qualche eccezione, come capita a noi per i mondiali del 2018. Ci siamo Sergio? No, dicevo, stavo pensando a questa cosa, dico, però tendenzialmente le differenze non sono più abissali. No, ma quello no, hai ragione. Questa è la cosa interessante. È anche più assolutamente. Bello, no? Perché ma meno male, grazie a Dio, certo. Contro l'Austria. Quello sono d'accordissimo con te. E quindi secondo me è molto più interessante oggi e anche una riflessione secondo me che si dovrebbe fare dal punto di vista proprio calcistico a livello giovanile, no? Ci sono delle nazioni emergenti che hanno puntato ovviamente sui settori giovanili, hanno fatto dei grandi investimenti di giovani e altre come appunto l'Italia invece non ne ha fatti da parecchio tempo e quindi questo è anche un altro aspetto che si dovrebbe in qualche maniera poi analizzare. Allora vediamo un attimo invece la formazione anzi prima della formazione andiamo a vedere questa immagine perché si riallaccia al concetto precedente, la top 10 dei CT azzurri più vincenti nelle prime 46 gare, perché Mancini ha giocato, no? Come allenatore, diciamo, ha vissuto 46 gare, 30 vinte, 12 pareggiate e 3 perse. Mi sembra uno score pazzesco, tra parentesi ha superato Sacchi in questo con il numero di partite e insomma andando a vedere hai tantissimi grandi, anche lo stesso Vicini che fu un po' sfortunato indubbiamente ma fece una nazionale molto bella con grandi campioni nel periodo poi era un grande periodo. Poi c'è Trapattoni, aveva Ventura che è scarso, non li aveva neanche però quei giocatori, era alla fine di un ciclo, le nuove leve erano ancora troppo giovani ma lo erano per il progetto di Mancini. Quindi, guardate dove è piazzato Bearzot che ha vinto un mondiale. Esatto, sì, la classifica lascia sempre un po' che trovano. Qua è solo una questione prettamente numerica, no? Indubbiamente, però questo attenzione, una volta affrontavi l'Unione Sovietica
Adesso hai la Russia, l'Azerbaigian, Certo. l'Ucraina, cioè inizia a avere tutta una serie di la Lettonia, la Lituania. Le Baltiche. Esatto, diventa che più semplice. Quindi ti trovi la Jugoslavia, l'Unione Sovietica. Sì, è cambiato Era un'altra roba. da questo Era punto un'altra di roba. vista. Però è proprio la Non polemica. non c'era il Liechtenstein, le squadre Materasso erano Malta e Lussemburgo. È vero. È vero, è vero. Oppure c'era la Romania, la Bulgaria e la Romania. Io mi ricordo cos'era dopo il mondiale dell'82, uscimmo dagli europei, Pareggiando 1-1 a Cipro. Cipro, ma poi perdendo con la Romania-Svezia, c'era Romania-Svezia in quel girone, Romania-Svezia e non mi ricordo chi, Cipro e forse ancora un altro. Io mi ricordo che perdemmo 2-0 in Romania, l'ultima partita di Bettega in nazionale. Pensa, una bella memoria, indubbiamente. Beh, se vuoi ti posso dire la formazione a memoria di quella partita, me la ricordo. Zob, Gentile, allora. Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli Rossi, Antonioni, Bettega. Perdemmo 2-0. La Bettega, certo, era quella perdemmo 2-0 con la Romania. Ma questo comunque l'errore anche non è l'errore probabilmente di Berzot che hanno fatto, lo stesso Lippi, quello di mantenere un senso di riconoscenza nei confronti dei giocatori con cui vai a vincere. Mancini è giovane, la nazionale dei Mancini è giovane, quindi non c'è questo problema. Però io vedo che la partita di oggi è una partita anche complicata, è una partita con delle defezioni e soprattutto abbiamo un grosso problema lì davanti, nel senso che non abbiamo l'attaccante su cui fare un grosso affidamento, ma proprio a livello di gioco, e allora ci ragioniamo molto con i centrocampisti che si inseriscono o un falso 9. Andiamo a vedere la formazione di stasera, almeno quella sembrerebbe annunciata. Abbiamo qua Donnarumma in porta, poi i 4 di difesa di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson, e quindi è praticamente quella dell'ultima partita con la Svizzera. Centrocampo, Barella, Giorginio e Tonali, quindi c'è un cambiamento, al posto di Locatelli c'è Tonali, e lì davanti Berardi, Insigne e Chiesa, e quindi anche qui cambiamo, nel senso che viene inserito Berardi e Insigne fa il falso 9. Come la vedete questa formazione? Probabilmente la scelta di Tonali al posto di Locatelli è importantissima, perché Tonali ha grande gamba morale e Locatelli invece è un po' in fase calante. Per il resto lì davanti come la vedete? Ditemi il vostro pensiero. Sergio. Ma guarda, intanto dicendo di Mancini, devo dire che lui è un allenatore che ama il rischio, ha puntato ovviamente su giocatori anche giovani. Stasera su una partita abbastanza importante fa giocare Tonali, l'altra sera ha giocato Locatelli, mentre prima tendenzialmente tutte le squadre, tutti gli allenatori cercavano, come dire, il giocatore sicuro, no? Quello, soprattutto in nazionale. Lui io credo che abbia coraggio, e se nello stesso tempo ovviamente questi giocatori che hanno voglia anche di affermarsi, perché la nazionale comunque è sempre un bel risultato da poter raggiungere, ovviamente riescono a dare il massimo. Davanti, secondo il mio punto di vista, siamo molto veloci. E come dicevo prima, io sono dell'opinione che se giochi palla a terra con questi giocatori, insomma, sono giocatori che sanno far male al momento giusto, no? Chiesa è un giocatore che, insomma, e anche, voglio dire, Berardi. Insomma, ecco, per esempio, Berardi nazionale è addirittura meglio del Berardi del Sassuolo. Ogni tanto mica del Sassuolo dico, ma che giocatore è? Lo vedi in nazionale, dice Ciubbia, che giocatore, no? E quindi voglio dire, ha appunto questo sprint e questa capacità di entrare negli spazi in velocità, e fa veramente male, perché quando poi sono in area, insomma, la porta la vedono quasi sempre, uno col sinistro e l'altro col destro, ma ce la fanno sempre a vedere. Ecco. Io la vedo vedo veramente una formazione quadrata, non so come dire. Se tu mi dici qual è il difetto, uno, il portiere. No, polemica, però polemica. La dovevo, eravamo troppo seri. Te la sei studiata questa. No, mi è venuta così, giuro, adesso, e quando l'ho vista ho detto, già che c'è anche lui. Il portiere che ogni tanto ha sempre, come del resto anche al Milan, quei momenti, quelle piccole amnesie, e poi fa invece la paratona. È sempre un po' al limite di alcune situazioni, giusto Sergio? Sì, Fulvio, guarda, te lo dico, giuro, non da milanista, ed è difficile, credimi. Però io l'ho sempre sostenuto, cioè, secondo la mia opinione personale, Donnarumma non vale quei soldi.
o meglio okay, adesso. Voi vi ricordate il Sampdoria-Milan, la papera che fece su quel rinvio che sì, diede la la possibilità lisciò. La lisciò, ma non solo in quella, la finale di Coppa Italia con la Juve, non ne ha fatto una, ne ha fatti 3. Però Ora, ha fatto anche delle grandissime parate, veramente. assolutamente. Dopodiché uno che sa andare a prendere un pallone impossibile, il calcio di rigore, no, però il vero tema secondo me qual è? Che a quell'età tu non puoi destabilizzarlo con milioni, 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 cioè tutto deve arrivare, secondo me, no? Questo è un argomento terribile, è un argomento terribile in questo momento storico. In qualche maniera capisci, io mi immagino lui, no? Ha una responsabilità e un peso legato anche al valore che in qualche maniera ha e che ovviamente molto spesso insomma non riesce poi magari a pieno a provare effettivamente a renderlo questo valore, no? Quindi anche se lui è tendenzialmente un uomo che sembra freddo, in realtà probabilmente magari non lo è. I fischi di San Siro l'hanno un po' condizionato. Da esterno, visto che non sono milanista, ho visto che l'anno scorso è stato un buonissimo professionista nonostante l'amaretta interna, e quindi fino in fondo lui è stato molto presente, quindi vabbè, poi bisogna essere professionisti. Sentiamo Luigi prima sulla nazionale e poi anche su questa appendice riguardante Donnarumma. La nazionale la trovi quadrata, nel senso che abbiamo un centrocampo dinamico, potente e ragionatore, oppure dovevamo mettere un Cristante, per esempio, che è un giocatore con una stazza fisica importante? No, io credo che se Mancini vuole giocare come giocherà, ovviamente sull'aspetto di natura tecnica per contrastare una squadra fisica ma non forte tecnicamente, debba fare appunto girare il pallone e mi sta bene così. Davanti, tra l'altro, abbiamo dei, tra virgolette, piccoletti, e va benissimo anche così, perché comunque i centrali dell'Irlanda del Nord sono tutti molto alti, molto prestanti dal punto di vista fisico, sono lenti, quindi mi sta bene anche questo tipo di attacco. Sul discorso sempre falso 9, noi diciamo che poi l'hanno inventato gli spagnoli, in realtà il falso 9 l'ha inventato addirittura Bilardo nell'86. Ricordiamoci che l'Argentina giocava con Maradona, Burruchaga, Valdano, non c'era un centravanti in quella squadra. Uno mi dice sì, c'era Maradona, d'accordo, però di fatto Maradona inventava, giocava in varie zone del campo, erano tre finti il suo estro, però Burruchaga e Valdano si alternavano come falso 9 si inserivano e che avevano solo un attaccante in rosa, che era Pedro Pasculli, giusto. decisivo contro l'Uruguay negli ottavi di finale, poi non giocò praticamente quasi mai in quella squadra. Quindi noi siamo diventati ispanici, no? Il falso 9, il 4-2-3-1 di Del Bosque, che lo faceva già Tele Santana nell'82, perché giocava con Falcao e Cerezo, e poi giocava con tre rifinitori che erano Socrates a destra, Zico in mezzo ed era a sinistra, e Serginho punta centrale, quindi lo facevano già. Non la facevano mai vedere. Siamo stati ispanici, siamo diventati. È vero. Non ispanici siamo diventati, no? La nascondevano. Quando eri sotto la doccia ti davano il pallone, esatto. Sulla questione Donnarumma, allora io innanzitutto parto dal presupposto che non giudico i portieri italiani perché sono i migliori del mondo, sempre. E io da quando sono del 71, sono nato con Zoff Albertosi, ok? E quindi ragazzi, quindi da lì vado avanti. Se noi escludiamo... scusa, ti fermo subito, io sono nato con Sarti e Cudicini, quindi per dire... Cioè, capito? Voglio dire, bene, io sono nato con Zoff e Albertosi, quindi fin da bambino sapevo con quei due lì in porta ero tranquillo, no? Perché due tra i portieri più forti del calcio mondiale di tutti i tempi, non degli ultimi 5, ma di tutti i tempi. Se escludete, permettetemi, il periodo Galli-Tancredi, dopo l'addio di Zoff, Bordon non era più un ragazzino, quindi se la giocavano, toglietemi quel breve periodo, è esploso Zenga, da quel momento non abbiamo mai avuto problemi. Zenga e Tacconi. Tranne quei 2-3 anni, Tancredi, Galli, poi da Zenga, Pagliuca, Peruzzi, Buffon, Marchegiani e chi più ne metta, fino ad arrivare a Donnarumma. L'unico problema che noi non abbiamo è quello del portiere, perché il settimo, ottavo portiere di valore italiano va a fare il titolare in quasi tutte le nazionali del mondo. Ecco, allora Luigi, ti fermo subito. Mi piace questo argomento, nel senso che non è solo il portiere,
Ma parliamo, visto che siamo qua, parliamo di calcio in totale libertà e tanto dopo parleremo anche un po' di campionato, ma in realtà a me sembra di vedere, anche perché poi purtroppo passano gli anni, prima ho detto Sarti, Cudicini, quindi ho visto varie epoche e mi rendo conto che negli anni 60 inventarono lo stopper, il terzino fluidificante alla Facchetti, il primo vero terzino fluidificante, poi guarda cosa è venuto fuori. Col fisico che aveva, Facchetti non poteva che fare quella roba lì. E gli 11 netti con le scarpe da ginnastica nei 100 metri. Capisci? Ecco. Allora, questo per dire che ci ritroviamo a un cambiamento epocale a livello proprio di scuola nostra, no? Noi, hai ragione, i nostri portieri sono i più forti, però abbiamo visto ma da sempre. I brasiliani, per esempio, da Valdir Perez, che era dell'82, che era orrendo come portiere. Ma lì c'era un problema che non sto qua a spiegare, sennò ci vuole un'altra trasmissione, non voglio annoiarmi. Il portiere ce l'avevano forte, era Emerson Leao, era fortissimo, però era una testa di cavolo, e già Sant'Anna doveva gestire 7-8 fuori classe con una bella testa, sì, però pensante. non hanno la cultura, era al di là dello caso specifico, non hanno mai avuto la cultura della difesa. E io sono d'accordo totalmente, perché comunque il Brasile ha vinto i mondiali con un portiere come Gilmar, li ha rivinti con Felix, che era un ottimo portiere. Ha avuto tanti portieri anche mediocri, però Gilmar, Felix, Emerson Leao, Marcos, che è stato ottimo nella vittoria del 2002, Taffarel prima, adesso 2 tra i 5-6 portieri più forti al mondo sono brasiliani, Alisson e Ederson, 2 tra i migliori portieri al mondo. Certo, no, però quello che voglio dire in quel periodo storico, diciamo che il Brasile era considerata la squadra dell'attacco. La difesa la vedevano fino a un certo punto, il portiere era relativo. No, poi c'era la grande scuola sovietica dei portieri. Caspita, Yashin, Dasayev. È venuta fuori. Vabbè, insomma, quello che volevo dire è che praticamente abbiamo perso la capacità di difendere, no? Avevamo i difensori, no? Perché il nostro gioco all'italiana. Delle punte molto performanti non le abbiamo. I centrocampisti, bene o male, riusciamo a sfornarne, però bisogna vedere su che modulo, su che ruolo. Il centrocampista proprio forte di centrocampo dopo Pirlo lo vediamo un po' oggi non siamo d'accordo, Fulvio, io ti adoro, ti voglio bene, oggi non riusciamo a essere bene. ma non è io difendo la nazionale, abbiamo una cerniera dietro, Chiellini, Bonucci, che è stata davvero una diga straordinaria. Sì, però ho capito, però l'abbiamo avuta per un tot di anni. Sì, ho capito, ma una Cerbi della situazione giocherebbe titolare nella Germania, nella Spagna. Scusami, non sto parlando della nazionale, sto parlando come movimento in sé. Abbiamo visto che il calcio è un po' cambiato, no? Prima sfornavamo difensori in continuazione, ma non dico per la nazionale, dico in generale, no? Adesso si difende un po' meno perché si gioca a zona. Ci sono i 3 punti, pareggio è la sconfitta ormai. Un punto è come perdere. Questa è una risposta, giusto? Quindi quello sicuramente. Però Fulvio non mi invita più, lo so che non mi inviterà più. No, ci vuole. Una cosa che stavo pensando, oggi i difensori vengono richieste altre qualità, non solo la difendere, ma la palla parte sempre dal basso. Il player oramai è il centrale difensivo, molto spesso. Bravo Sergio. Che va a prendere palla, viene incontro e inizia a farla girare, no? Quindi è cambiato proprio quello che vogliono in qualche maniera gli allenatori. Qui l'evoluzione c'è stata, diciamo la verità, l'evoluzione c'è stata del dopo Sacchi, no? Ha cambiato un po' il mondo del calcio, no? La mentalità. Io ho avuto la fortuna anche di essere a Milanello in quei periodi e vedermi tutti gli allenamenti. E effettivamente un periodo triste è stato un periodo bellissimo, e triste per Fulvio, che io ma per me è stato veramente bellissimo. Però ecco, scherzi a parte, lì capivi effettivamente che c'era una diversità nell'intensità, nella pratica, in quello che lui voleva che i giocatori facessero, Baresi, Costacurta, Maldini, Tassotti, cioè, quindi lì ha cambiato un pochino il gioco del calcio. E poi ovviamente altri allenatori bravissimi, no? Anche con l'avvento, se vuoi, degli allenatori stranieri, Mourinho per esempio, in qualche maniera anche lui ha portato, secondo il mio punto di vista, alcune evoluzioni nel mondo del calcio. E quindi oggi è veramente si è modificato l'atteggiamento del difensore. Oggi il difensore fa anche altro, non è solo
ed esclusivamente Sì. difensore, ma è anche, voglio dire, Specie centrocampista molto se giochi a 3, specie se giochi a 3. spesso se giochi a 3, ma pensa solamente, per esempio, i terzini, i due laterali di fascia, come scendono tutte e Sì. due. Una volta ne scendeva uno, perché il calcio era così. Oramai, voglio dire, sono talmente alti che tutte e due, che a volte fanno anche spavento, no? Se ci pensi. Sì, perché fai 5 Le ripartenze centrocampo, sono ancora diventi 5 centrocampo, poi vabbè, dopo Eh. il centrocampo se ne sgancia di più uno rispetto all'altro, e quindi perché mantengono dopo una copertura a 4, però effettivamente la tattica, diciamo che molti dicono, ma tanto non c'entra niente la tattica, il 3 sono tutti i numeri, sì, vero, ma fino a un certo punto, perché gli spostamenti di un giocatore sono fondamentali, no? Basta vedere da sempre, quando c'è un'azione che si conclude da una parte, il portiere subito della squadra avversaria fa ripartire proprio da quella fascia lì, perché probabilmente si è sbilanciato tutto il binario di quella fascia, e quindi magari entrando in velocità riesci a fregare l'avversario che ha appena finito l'azione, no? Quindi ci sono delle situazioni che vengono abbastanza... Oggi con i piedi giocano in 11, anche il portiere gioca con i piedi. Certo. E ultimamente, se ci fate caso, sempre più volte la palla passa a giocare dietro al portiere, che diventa di fatto, lasciatemi passare un termine un po' arcaico, il libero della situazione, no? Colui il quale, voglio dire, poi dopo fa da pendolo a destra e a sinistra del campo, e tante volte gioca anche delle palle centrali da farci venire quindi con il player che viene a prenderla, no? E questa è un'evoluzione anche del portiere, del gioco del calcio del portiere. Una volta il portiere non giocava, parava. Oggi è più partecipe nel gioco di squadra, si gioca in 11 con i piedi oggi, mentre una volta in 10. Luigi, vuoi aggiungere qualcosa? Gli olandesi iniziarono col portiere che giocava coi piedi. Esatto. Per caso, mondiale del 74 e poi del 78 non giocò Van Beveren, che era il portiere più forte che aveva l'Olanda, ma giocò Jan Blöd, perché era molto bravo con i piedi. È venuto a mancare, credo, quest'anno l'hanno... Grandissimo portiere. Va bene, allora... Scusa? No, ok. Ok, allora a questo punto concludiamo il discorso della nazionale, speriamo bene, poi ci sono tutti gli intrecci che devono essere, tocchiamo ferro, dobbiamo segnare più gol abbiamo più 2 rispetto alla differenza reti della Svizzera, dobbiamo segnare ovviamente più gol rispetto alla Svizzera, e quindi se succede un discorso... non mi ricordo con chi gioca la Svizzera stasera. La Bulgaria in casa della Svizzera. Non ho visto quanto ha fatto all'andata, però la Bulgaria ha preso un po' di gol, ma non neanche tantissimi, quindi bisogna vedere un po' com'è la situazione. Vediamo, l'importante è fare intanto i 3 punti, perché se non fai i 3 punti è finita, bisogna andare a vincere, poi vediamo un po'. Se noi facciamo un gol di una differenza reti di un gol, gli altri devono farli almeno 3. Guarda, quest'anno ci va così tutto bene che se dovessimo andare agli spareggi prendiamo la Macedonia del Nord, te lo dico io. Oppure la Svezia. E l'anno così. È un anno così fortunato che... Però io credo che veramente, anche se dovessimo andare ai playoff, e può essere un'ipotesi, una situazione come quella di 3 anni fa, del 2018, non si può ripetere, perché avevamo una squadra che era agli sgoccioli. Ma poi era completamente scollegata dall'allenatore, cioè non lo seguivano più. Colpe ne ha lui, colpe c'è anche la squadra, non gli andava più dietro. Continuava a cambiare tattica, giocò quella partita con la Spagna fece 4 attaccanti, anche il presidente anche il presidente della federazione, diciamo che non era proprio un esponente, era un po' naif, ecco, diciamo così. Sì, però io non do tante colpe a Ventura in quella situazione, do una colpa molto ai giocatori, perché erano scollegati completamente, però quando i giocatori suggeriscono delle scelte tecniche, vuol dire che lì hai un fantoccio in panchina, ecco, quindi adesso che non c'era più un minimo di feeling tra lui e i giocatori, però è gravissimo. Per Mancini questi ragazzi si butterebbero nel fuoco, capito? Sì, ma come per Berzotto nell'82. Allora io difendo Mancini, l'operato di Mancini, quindi va bene, però diciamo che a lui proposero prima di Ventura di prendere la nazionale, non l'ha prese, mi fermo qui. Quindi, il paraculo, come si dice in gergo. Era troppo complicato, esatto. Ci sta anche quello.
Ci sta È anche pericoloso prendere una nazionale, che sono più i rischi, lo prende Ventura che a fine carriera, no? Ovviamente. Anche questi sono i bravi allenatori, quelli che capiscono il momento giusto. Ma infatti Guardiola prenderà questo la Spagna dopo il Qatar. Esatto. Quando avrà i ragazzini del Barcellona come Gavi, come Pedri, che stanno crescendo, avrà dei giocatori più maturi. È anche vero, hai detto una cosa giusta, Sergio, che sanno scegliere il momento giusto, però se vai a vedere le scelte di tutti, da Ancelotti a Mourinho, a Klopp, a Guardiola soprattutto, Conte stesso, cioè vanno a prendere... Squadre sicure? Eh? Squadre sicure. Squadre come si dice, in fase di decadenza, ma con delle buone potenzialità di crescita, di modo che alla fine dell'anno magari hai preso 2 posizioni rispetto a come le avevi prese e hai già fatto la tua annata. Poi l'anno successivo si vedrà. E Conte Va bene. Maestro in questo, Conte è un maestro in questo. Però lui è un rigeneratore, no? Sì, non sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. Dura 2 anni, massimo 3. Però, insomma, è uno che dà un'impronta importante alle proprie direi squadre. proprio di sì. L'Inter sta vivendo di questo. Conte, dite? Sì, Conte, esatto. Poi ha una capacità di spreme fino all'ultimo. Esatto, è meraviglioso da questo punto di vista. Dopo sono da rottamare le squadre che ha lui, perché te li spreme fino alla fine. Dopo 3 anni la Juventus giustamente gli disse basta, cambiamo, e gli hanno detto ma come vuoi cambiare i giocatori, no? Era abbastanza evidente, perché aveva dei limoni spremuti e poi probabilmente non ci stanno più dentro i giocatori mentalmente. Allora questo mi dà il là per entrare ovviamente nel capitolo che riguarda appunto la Serie A. Settimana prossima, allora abbiamo subito le partite, andiamo a vedere le partite. Eccole qua, vedete? 13ª giornata. Sì. Ma che bello. Allora io faccio sempre questo giochino Che calcio che fa, dove praticamente la fascia rossa è la partita più importante dal mio punto di vista, la seconda gialla Fiorentina-Juventus, che quindi è una partita importante, poi c'è quella azzurra, quella verde, e poi le grigie sono un po' grigie proprio come partite in sé. Allora andiamo a vedere un attimo come si dipana, no? Abbiamo un Perché sono grigie, Fulvio? Perché sono grigie? Perché sono grigie? Sono grigie perché sono da centro classifica, dove sì, possono avere degli interessi. Sono grigie perché voglio portare avanti il mio partito, che è quello che il calcio deve tornare a 16 squadre in Serie A. Giusto, allora non se ne può più, sono inutili. 20, si può giocare a 20 squadre. Hai ragione, ne togliamo 4 e arriviamo a 16, è vero, con le ultime 4 lì, che sono proprio di centro classifica. Basta guardare 16 punti Verona con l'Empoli. Non si può vedere un calcio italiano a 20 squadre quando arrivi poi verso la fine della stagione, delle partite assolutamente inutili, con squadre già retrocesse, ma no. Siamo veramente alla follia, non possiamo avere un campionato a 20 squadre. Allora, riprendiamo questo ragionamento, però tienilo lì. Allora, abbiamo Fiorentina-Milan, dopo Inter-Napoli, che ci sarà domenica, dove è importantissimo per l'Inter riuscire a rosicchiare dei punti al Napoli, più forse del derby. La Fiorentina-Milan, una partita molto insidiosa per il Milan, con la Fiorentina che comunque è sempre pericolosa. Lazio-Juventus, qui diciamo che rappresentano l'anticamera dei primi 4 posti Champions. Abbiamo un Genoa-Roma, dove una Roma che non sta molto convincendo, un Genoa che avrà Shevchenko in panchina ed è una nuova proprietà, e quindi una partita particolare con un certo risvolto. Abbiamo Salernitana-Sampdoria, che è la partita della paura, perché qua li vediamo in fondo alla classifica, e poi partite interessanti dove chi ha più punti deve andare a vincere assolutamente, ma sono partite, per esempio Atalanta con lo Spezia. La Spezia è sempre una squadra difficile da incontrare, il Bologna incontra il Venezia, il Sassuolo incontra il Cagliari, che è disperato. Poi abbiamo detto le ultime 4, quelle grigie. Allora, qualche considerazione? Innanzitutto io domando sempre quale vorreste andare a vedere di queste partite, al di là del Milan di Sergio. Stai dicendo a me? Sì. Io andrei a vedere assolutamente Inter-Napoli. Okay. Assolutamente, perché c'è anche l'incognita Spalletti, che qualche sassolino ce l'ha, e quindi mi sembra che, oltre al fatto ovviamente che il Napoli e l'Inter sono tutte e due ovviamente in alta classifica, e quindi va da sé che la partita è importante, ma ci sono anche delle motivazioni, chiamiamo così, tra virgolette, extracalcistiche, no? Dove hai appunto Spalletti che deve dimostrare qualcosa, e quindi insomma
un po' più di adrenalina mi immagino di poterla vedere in quella partita. E poi sono due squadre che giocano un buon calcio adesso. Purtroppo c'è anche l'Inter, ma insomma devo ammettere che insomma... Va bene, e lo so, purtroppo c'è anche lo so, l'Inter. ma, ragazzi, L'abbiamo visto nel derby, gli 80 minuti dell'Inter. Esatto, peccato. Andiamo a vedere invece Luigi quale partita andrebbe a Mi vedere. devi rimettere però lo schema Sì. delle partite, non mi ricordo già più io. Attenzione. Allora voglio da te una sorpresa. Salernitana Sampdoria per vedere giocare Ribéry. Però va bene, ok, vero, allora vero. è giusto, è una partita difficile questa, quindi... Giocatore vero. Per vedere Ribéry che si è rimesso in gioco, insomma. Ma infatti ci stavo pensando proprio prima, un giocatore con una grandissima esperienza, un grande passato, vabbè, al di là non è una questione di soldi, è una questione proprio di scelta di vita, evidentemente gli è piaciuta questa logica, è anche bello. Però il Genoa per vedere Shevchenko, per capire come metti in campo la squadra. Esatto, vabbè, allora andiamo a vedere la classifica. Un attimo, quindi qua abbiamo il Napoli che aspetta, lo prendo da questa parte, forse non si vede benissimo, il Napoli che è a 32 con il Milan e a 7 punti c'è l'Inter, quindi l'Inter deve assolutamente non perdere perché altrimenti perderebbe terreno. Un Atalanta che non è al massimo della condizione, partita un po' in ritardo, però gira e rigira, eccola lì al quarto posto. La Lazio che si gioca la partita con la Juventus nel giro di 3 punti, la Roma che abbiamo detto prima, la Fiorentina a 18 punti che incontra il Milan, e poi ecco per esempio il Bologna che è una squadra, come dicevo prima, potrebbe anche tentare di agganciare, di andare un po' più in avanti in classifica. Il Verona è una squadra difficile da incontrare, l'Empoli si sta prendendo delle belle soddisfazioni, il Torino sta risalendo a poco, il Sassuolo è un po' meno performante del periodo di De Zerbi, l'Udinese lì, insomma. Qual è il vostro pensiero in questo periodo storico? Cioè, si stanno staccando quelle 3 squadre o si possono in qualche modo riavvicinare? Per esempio la stessa Juventus che ha un tiro di schioppo ovviamente a 4 punti dal quarto posto, quindi non è poi così tagliata fuori, no? Ma secondo il mio punto di vista, adesso poi la verità è sempre difficile trovarla, no? Quando lo dici vieni subito smentito, subito la prima domenica utile, però mi sembra di capire che ci sono delle squadre che sono consolidate come andamento, e quindi parlo per esempio delle prime 3, mi sembra che hanno un rendimento costante e l'hanno avuto un po', se volete, anche l'anno scorso. Sì. Poi vinci, perdi, ma questo è ovvio che nel calcio sono 3 i risultati. E poi ci sono delle squadre che mi sembra che abbiano appena iniziato la ricostruzione, per esempio la Juve, per esempio la Roma, la stessa Lazio. Sono squadre che voglio dire... Magari la Lazio come da un punto di vista tattico, poi in realtà come giocatori sono sempre gli stessi. Poi no? vabbè, Quindi... la Lazio bene o male ha sempre, diciamo, una rivoluzione permanente anche in qualche maniera, no? Perché riesce sempre, voglio dire, a vendere e comprare giocatori tra l'altro che arrivano sono sempre molto interessanti, no? Dici, e che poi ti domandi, dici, ma dov'è che l'ha preso questo qua? Perché nessuno, se ci pensa, e poi lì sta un po' la capacità effettivamente del manager di scovare i giocatori. Ecco, io credo un po' questo, no? Credo che alcune... E poi c'è l'Atalanta che secondo me arriva sempre dopo, ma arriva, perché è un usato sicuro, come dire, anche l'anno scorso, bene o male, poi è arrivato tra le 4, no? Che poi è un po' quello che conta. Ecco, io la vedrei un po' così. Ovviamente il campionato è molto lungo, quindi tutto può accadere, però mi sembra che più o meno sia questo un po' qualcosa in già delineato a 2/3 dalla fine del campionato. Ricordo che mancano 81 punti da fare, quindi una marea, siamo una marea. No? Infatti, Luigi, considerazione sul campionato in sé. Appunto, Sergio parla appunto delle prime 3 squadre che sono a ridosso, che possono in qualche modo risalire, squadre che possono crescere, tipo la Fiorentina, per esempio. Qual è il tuo pensiero come campionato in generale? Allora, innanzitutto io vorrei parlare del Napoli. Il Napoli, partito a partenza sprint, ma forse in pochi considerano il fatto che è stata organizzata così la preparazione della squadra, perché il Napoli a gennaio perde la spina dorsale
della sua formazione base, ovvero Koulibaly, Anguissa e l'attaccante nigeriano Sine, che sono tutti e tre saranno impegnati in Coppa d'Africa, e che sono 3 giocatori tra virgolette insostituibili in questa squadra se vuole puntare al titolo. Hai ragione, sono partiti in quarta con una preparazione ad hoc per portare a casa più punti possibili, perché secondo me a gennaio saranno dolori senza questi 3 giocatori, che tra l'altro militano in nazionali che molto probabilmente andranno avanti fino alla fine della Coppa d'Africa, quindi saranno fuori per un mese. Mentre tu ne sai qualcosa? Scusa un attimo, guardando le altre 2 squadre, per l'Inter direi di no, perché non abbiamo giocatori. Il Milan ha qualcosina, forse Ballo Touré, Kalulu, non lo so adesso. Sì, adesso francamente non ricordo. Vabbè, però il Napoli ha proprio 3 giocatori che sono la spina dorsale, il centrocampista centrale e la punta centrale, che sono quelli che un po' hanno fatto un po' tra virgolette, soprattutto l'innesto di Anguissa in mezzo al campo e il fatto che l'attaccante Osimhen si sia sbloccato quest'anno segnando a raffica, insomma perdi quei 3 giocatori lì, e quindi la preparazione è stata fatta in quell'ottica, e lì è la dimostrazione per cui il Napoli è partito così alla grande. Io francamente con 81 punti in palio ho in mente che alla fine le prime 4, non chiedetemi l'ordine, saranno le 2 milanesi, la Juve e il Napoli. Fine. Io la vedo così. Sono più strutturate rispetto alle altre. Qualcosa di differenza la farà la Champions, per chi sarà in Champions, eccetera, a livello soprattutto di stress mentale, eccetera. Però io vedo quelle 4. Anch'io sono d'accordo con te, Sergio. Qua manca la quarta squadra, che è la Juventus, no? No, ma certo, adesso è ovvio che insomma stiamo parlando di una squadra di qualità in grado di poter risalire come vuole, però io credo che tutto sommato, forse una mia idea, mi sembra che sia un pochino più quadrata sulla Champions quest'anno la Juve, ma credo che non sia neanche una cosa che abbia puntato, è partita così, semplicemente il campionato non ha dato dei risultati, e mentre in Champions mi sembra un pochino di più, e quindi forse a livello, come dire, psicologico, a livello mentale, la squadra mi sembra più ancorata sulla Champions che sul campionato. Anche per tante ragioni, ne ha vinti talmente tanti di campionati, che forse a livello mentale c'è un calo di prestazione sul campionato. Mentre le altre squadre, per esempio come il Milan, che sicuramente sulla Champions non possono per nulla ambire, perché la rosa è talmente giovane e talmente inadeguata per poter andare avanti, probabilmente è proprio l'inverso, no? Le energie, seppur ha fatto anche delle discrete performance, le energie forse sono un pochino più sul campionato. Io metterei sempre dentro però l'Atalanta, perché l'Atalanta, io non so, riesce sempre veramente a trovare delle partite eccezionali, con dei giocatori davanti che fanno sempre male, a un centrocampo solido, una difesa anche. Insomma, mi sembra che tra le grandi è giusto anche mettere l'Atalanta, ma sono molto d'accordo sulla Juve, certo. Quest'anno vedo qualche piccolo scricchiolio nell'Atalanta da un punto di vista di gioco, però è anche vero che probabilmente hanno messo anche dei giocatori nuovi, quindi 2 o 3 però giocatori. Guarda che anche l'anno scorso, ti faccio notare, se vi ricordate, non era partita benissimo, e io pensavo, ho detto, ma l'Atalanta è morta, è andata, invece no, è riuscita, poi alla fine è arrivata terza. Siamo lì, è una squadra ormai che fa parte del Gotha, diciamo, del calcio italiano, perché proprio il progetto è ampio come società in sé, no? Quindi assolutamente. C'era una cosa che volevo chiedere prima, perché all'inizio dell'intervento di Sergio, adesso dovevo appuntarmi, perché è una cosa molto ma molto interessante. Porca miseria, mi è andato via, perché parlando di calcio ci sono tanti pensieri, vabbè. No, era forse il fatto che c'erano delle squadre in costruzione. Io avevo iniziato forse così. Sì, no, era un'altra cosa a cui volevo riagganciarmi, del periodo proprio del calcio in generale italiano, che ecco, forse era anche legato alle coppe, però vabbè, ci ritroviamo sempre, ecco, sì, era un po' questo, il discorso delle coppe, che ci rivediamo sempre. Io ho una sorta di battaglia, difendo la nazionale, difendo il calcio italiano, sappiamo benissimo che il calcio italiano non è il più bello, però è il più difficile dal punto di vista tattico. Poi vabbè, i soliti detrattori dicono, guarda che in realtà non è che poi
tatticamente siamo... Eppure io sono convinto, e lo si è visto anche nel tragitto del Milan in Champions, dove ci sono state 2 o 3 partite in cui sono stati degli errori, al di là della squadra giovane e al di là poi del gironcino difficile, dove il Milan avrebbe potuto fare 3 punti tranquillamente e essere ancora lì in lotta, perlomeno riuscire a rimanere in una coppa. Quindi secondo me c'è una logica molto allargata, legata ovviamente alla vil pecunia, dove praticamente il calcio italiano è visto un po' come lo spauracchio, e lo si è visto anche agli europei. Vinciamo gli europei, siamo il campionato più brutto, come dicono, e poi dopo andiamo a vincere gli europei. Non siamo performanti e tiriamo fuori i giocatori, un modulo di gioco divertente, con tanti gol, con giocatori che si esprimono benissimo. Quindi noi siamo veramente uno spauracchio per le altre federazioni o chi gestisce. Tu prendi il Cagliari, che ultimo in classifica, giocasse in Inghilterra, in Spagna o in Germania, per ricordare altri campionati, non sarebbe secondo me ultimo. Mi fa molto ma piacere, non sarebbe ma neanche lontanamente ultimo. Ecco. No, ma io sono sicuro potrebbe che però retrocedere anche lì, ma non sarebbe ultimo. Assolutamente. Il campionato italiano è quello più difficile, non c'è dubbio. La qualità è molto alta. Certo. È molto alta. Quindi io vedo anche le partite inglesi, alla fine gli inglesi cosa hanno? 3-4 squadre, no? Toste. Gli spagnoli pure. Ma da noi effettivamente, se tu oggi vai a perdere con lo Spezia, cioè non è più come una volta, no? che quando capitava dicevi puoi perdere con lo Spezia, perché anche lo Spezia è strutturato. Cioè io ho lo paura Spezia per dirne una. Io ho paura che ci sia una logica che è legata, che viene da fuori, no? Dove anche dei mezzi di informazione qui in Italia spingano in senso negativo nei confronti del calcio italiano, perché l'esterofilia, c'è questa forma di l'esterofilia, l'erba del vicino, no? L'esterofilia parte da qui. Però se tu sei un campionato quello più performante, dove ci sono più soldi, a parte che io vedo delle partite del campionato inglese, vedo degli strafalcioni in difesa. Prima parlavamo dei calciatori, dei difensori italiani, ragazzi, noi siamo sempre di una classe superiore, quindi mi rendo conto che il business ormai ha partorito questa serie praticamente di federazioni in scala, chiamiamole così, dove il calcio italiano deve rimanere lì, perché noi siamo furbi. Pensate soltanto all'europeo, ok? Sì. Lasciamo perdere per un momento Chiellini e Bonucci, ma la coppia Bastoni-Acerbi sarebbe stata titolare nell'Inghilterra, sarebbe stata titolare nella Spagna, che sono le squadre che ha giocato anche insieme. Bastoni ha fatto il centrale in una partita, non mi ricordo più. Ma dico, sarebbero titolari nell'Inghilterra, nella Spagna, che sono le squadre che abbiamo affrontate, nel Belgio, cioè tutte le squadre che abbiamo affrontato dai quarti in avanti, giocherebbero titolari questi 2 ragazzi. Assolutamente. Certo. Ditemi un centrale inglese che sia forte come Bastoni o come Acerbi. E lascio fuori Bonucci, Chiellini, che hanno fatto questo grande europeo. Ditemi un centrale. Maguire. Ma io non ti lo sì, vabbè, ce ne sono di giocatori, però quello che dico dire... a mo' di spottò Maguire oppure, esatto, capito? O Laporte. Allora perché esiste questa deriva di dover a tutti i costi? Secondo me è solo di gettare discredito del calcio italiano, perché se noi incominciamo, siamo i primi ad autoflagellarci, non ci risolleremo mai. Allora ma noi siamo poco seri dal punto di vista gestionale, dal punto di vista di chi sta in alto, amministrativo, chiamiamolo così, chi amministra. Siamo un po' considerati un po' dei pagliacci spesso. È successo con una precedente presidenza a livello di federazione, contiamo poco e niente da quel punto di vista lì. Ho capito, sì, va bene. Anche gli arbitraggi, devo dire, adesso non lo dico per il Milan, lo dico in generale, anche gli arbitraggi con le italiane in Coppa non sono mai stati tanto generosi. Beh, l'anno scorso io avevo una lista, non so se vi ricordate. Sì, mi ricordo. Persino l'Atalanta. Esatto. Dopo 20 minuti viene espulso, mi sembra Palomino, che era l'ultimo uomo, che in realtà non era un fallo, era una cosa terribile, perché giustamente devi far andare avanti quelle che fanno parte del gruppo delle 16 sorelle, quanti sono? Certo. È sempre solita avevamo e abbiamo, ma ormai i tempi sono passati, un uomo che secondo me avrebbe gestito meravigliosamente la federazione, che si chiama Gianni Rivera.
Luigi tocchi i Capito? cuori, E Baggio? Luigi. Sì, ma io parlavo di Rivera per una questione, è stato nel mondo della politica, una persona Certo. anche che sa gestire in una certa maniera tutta una serie di cose, lo faceva da calciatore, insomma, sarebbe Certo. stato il presidente ideale per 30 anni della federazione. E forse avrebbe risposto le cose. Lo so. Hai ragione. Conosciuto ai 4 angoli del mondo come calciatore, Certo. per quello che ha fatto. Un uomo che di grandi doti diplomatiche, ha amministrato, mai fuori dalle righe, sarebbe stato l'ideale. Però, è anche molto rigoroso, poteri... devo dire, Rivera, anche, mai fuori dalle righe, ma molto rigoroso, cioè anche come persona. Una persona... Però evidentemente non andava bene ai grandi club. Certo, vabbè, questo è forse l'unica cosa che mi rammarico, proprio il fatto che a livello dei piani alti non si cerchi di riuscire in qualche modo a risistemare le cose, perché poi dopo alla fine, non essendoci soldi, è evidente che è difficile, no? Riuscire a stare a galla. Quindi quando io poi ho visto, torniamo un po' indietro nell'argomento di Donnarumma, no? Per dire, no? Che comunque un giocatore che va all'estero, adesso lui non ha creato una ricchezza nei confronti del Milan, ma quando un giocatore di una certa importanza viene venduto, anche lo stesso Lukaku per esempio viene venduto, sono soldi che entrano nel nostro circuito, no? Ovviamente, quindi noi siamo in una fase in cui dobbiamo produrre dei giocatori campioni, no? E per gli altri, purtroppo per gli altri spettacoli, chiamiamolo così, ma almeno riusciamo a galleggiare, perché non avendo i soldi delle televisioni cinesi è evidente che dobbiamo trovare un qualcosa, una quadra, poi magari si riuscirà anche a risalire. Sergio, prima tu hai parlato degli arbitraggi, a questo punto vi faccio vedere questa slide e chiudiamo come argomento, con questo argomento anche la trasmissione. Allora, questa è la slide, il VAR. Allora, questo è il VAR, non lo sapete il VAR. Per me il VAR ha decapitato il calcio, perché l'ha decapitato nel senso che in questo modo sono nel super bagnato, l'arbitro non si prende la briga, il VAR decide quando decide lui, quando decide la macchina, quando decidono quelli che sono lì dentro, quando decidono in forma differente rispetto alla settimana precedente, insomma un gran casino, quindi avete decapitato il mezzo e di conseguenza non sarà mai un arbitro a spiegare del perché va a prendere una decisione che non va mai a prendere rispetto al VAR, perché il più delle volte dice sì, ok, ha visto il VAR, io non mi prendo una decisione differente, perché altrimenti dopo devo spiegare per quale motivo sono andato contro una macchina. Il VAR allora a questo punto qui ha decapitato il calcio e quindi non è più una macchina utilizzabile. Luigi, riguardo a questo? Il calcio rispetto ad altre discipline sportive come il basket, soprattutto quello americano, eccetera, è nato senza tecnologie esasperanti, un motivo ci sarà. Io preferisco di gran lunga l'errore umano piuttosto che star lì delle ore a... No, ma perché prima ancora che esistesse il VAR, voi ricordate trasmissioni come il processo del lunedì, no? C'era un'azione dubbia, veniva vivisezionata per mezz'ora e non si trovava una quadra ugualmente. È vero. A quel punto lasciamo fare all'arbitro e buonanotte. Io la tecnologia la utilizzerei soltanto se gol non gol, se la palla ha superato la linea. Sì, perché poi dopo Luigi, se no vai a snaturare troppo. E poi alcune volte decide l'arbitro, altre volte decide il VAR, ma il VAR su un'azione simile decide in modo diverso la settimana prima rispetto alla settimana dopo, con un'azione simile di una partita diversa decide in modo assolutamente diverso. Allora ci sono in malafede quelli del VAR, cioè, si crea ancora più polemica. Io sono d'accordo, ha snaturato tantissimo. Peraltro faccio notare una cosa, per chi ha giocato a calcio, insomma, è una cosa abbastanza nota. I contatti, se tu non le vivi sul campo, alla televisione, cioè lo stock, alla televisione non lo vedi. Certo. Cioè non lo senti, no? In campo capisci l'entità dell'entrata, capisci la dinamica, capisci la prepotenza e capisci effettivamente se è un fallo in caso da rigore oppure no. Io credo che questo sia un elemento determinante. Quindi il VAR, secondo il mio punto di vista, è stato importantissimo, per esempio sui fuorigiochi, perché effettivamente la tecnologia ti dice effettivamente se tu sei in fuorigioco o no, che all'occhio umano molto spesso
questa particolarità può tranquillamente scappare. Però nello stesso tempo ha spezzato i ritmi. Quante volte noi vediamo la partita e ovviamente vedi un derby con l'emozione del derby, l'adrenalina del derby, e stanno fermi 27 minuti a vedere no VAR. Però se mi dai la verità, se mi dai una verità che posso condividere, come il primo anno stavano tutti zitti, bene, basta, chiuso lì, veniva deciso. Il primo anno è stato perfetto. Se dopo invece dai comunque una capacità all'arbitro di essere invasivo nella decisione, allora in qualche modo non fai altro che annullare il VAR. È anche vero che l'arbitro è sul campo, quindi se decide una cosa, a meno che non deve essere richiamato per una cosa eccezionale, a quel punto lì lasciatelo decidere, no? Perché stiamo ritornando a una situazione peggiore di prima, quando c'era il dubbio Ceccarini, no? Quello di Ronaldo, rigore di Ronaldo, per dire, cioè, quindi il periodo del oscurantista, no? Dove c'erano ovviamente tutte le dietrologie, ecco perché allora ha aiutato quella squadra, eccetera. È la stessa cosa, è peggio. Ma mi domando, il VAR avrebbe dato il rigore su Ronaldo? Sai, qualcuno ha detto dipende chi c'era alle macchine. Vedi? Esatto. Allora o automatizziamo tutto o lasciamo l'arbitro, entrambi diventano incompatibili. Esatto, è proprio questo il discorso, è proprio questo il discorso, perché l'arbitro non si inserì, purtroppo mi dispiace. Non sono né juventino né interista, e Fulvio lo sai, tipo Valencia fin da bambino, quindi in Italia mi sta simpatico il Toro perché era la squadra di mio papà. Tutti Valencia, tu guardi 10 volte quell'intervento, almeno un paio di volte dici, per dire una parolaccia, cioè sembra che Ronaldo vada apposta addosso a Giuliano. 2 volte su 10 lo vedi così. Io non riesco a vederlo. Non lo so. Io riesco a vedere solo un giocatore velocissimo, che era mostruosamente veloce, che sposta il pallone e l'altro arriva in ritardo perché gli ha preso il tempo. Quello sicuramente, però sembra che... Sai cosa è stata la cosa peggiore di quella partita? Il rigore che rigore dopo la Juve. Perché lì non do il rigore, ok, ma poi ne dai subito dopo un altro, cioè... Anche perché poi adesso polemiche, come sapete non sono interista e quindi insomma però posso capire c'erano i giocatori che ancora parlavano con l'arbitro lungo il campo e quello si stava involando. Vabbè, insomma, è un periodo, purtroppo quello è un periodo che secondo me non dovrebbe essere più ritirato fuori, no? Ogni tanto viene fuori quel periodo, e lo dico da interista, nel senso che chiudiamola quella fase, andiamo avanti, cerchiamo di trovare un calcio più bello, performante, pulito, al di là di quelle che sono le nostre caratteristiche. Quindi il calcio, io ho anche un dubbio che, come ho saputo in altri settori della vita normale, civile, sociale, che l'Italia è un po' il paese test, va a testare determinate situazioni. Infatti noi abbiamo testato il VAR per prima assieme alla Germania, mi sembra, e quindi dopo, prima andate avanti voi, poi dopo noi prendiamo il meglio, e questa è una cosa terribile, perché anche il fatto, noi siamo differenti rispetto agli altri, però insomma gli inglesi non fanno polemica, noi invece facciamo polemica, quindi faremo sempre polemica. Però io credo che veramente questa situazione è da pazzi, è da manicomio, perché non puoi avere una casistica, assemblare settimana dopo settimana i vari casi e dire vabbè, è stato giusto, hanno fischiato giusto perché l'altra settimana hanno fischiato giusto. Ogni volta c'è un episodio che disattende la decisione presa precedentemente, e questa è la cosa terribile. Quindi vabbè, insomma, va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione e abbiamo sempre un angolo che riguarda la beneficenza. Ritorno, l'avevamo lasciato un po' di disparte nell'anno e mezzo di pandemia in trasmissione, che riguarda conosci Friedrich, per la ricerca e la cura della tassia di Friedrich. Abbiamo l'associazione Ogni Giorno per Emma, quindi unisciti alla campagna. Lascio un attimo l'IBAN per chi vuole partecipare. Conosco benissimo questa associazione e mi sta molto a cuore, ovviamente, Ogni Giorno per Emma, nel senso che Emma esiste veramente e ogni giorno lei studia la sua patologia, e quindi è molto ma molto brava da questo punto di vista. Ha bisogno di avere ovviamente delle risorse giuste, perché è una malattia rara che però
esiste, quindi cerchiamo di aiutarla. Siamo arrivati al fine della trasmissione, abbiamo parlato un po' di tutto, mi è piaciuta, un po' di polemiche, non abbiamo parlato più di tanto di Inter e Milan, sarà forse il leitmotiv con il Napoli, come ha detto Luigi, è un po' una squadra da tenere d'occhio, staremo a vedere domenica questa partita. Io ringrazio Sergio Meazzi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Grazie a te, ringrazio Luigi Guelpa, ovviamente un abbraccio anche per altre cose, quindi mi raccomando, forza Grazie. e coraggio. Mi raccomando, Grazie. la prossima volta di nuovo con Sergio, perché stiamo costruendo una bella squadra io e Sergio. Volevo dire. Quando volete mi mandate un messaggino, possiamo, anche perché poi io posso arrivare fino a 10. Siamo in coppia. Benissimo, possiamo arrivare fino a 10 persone collegate, quindi non ci sono allora, problemi. Un'orgia, insomma, però dopo diventa una mucchiata mostruosa, non si capisce più niente. Quindi, va bene. Quando vuoi. Grazie a voi. Ottimo. Grazie ancora per la vostra gentilezza, partecipazione e Forza Italia per stasera. Ciao a tutti. Assolutamente. Ciao. Ebbene, siamo arrivati al fine della trasmissione. Ho visto che tra i commenti c'era Raffaele Cardamone. Ciao Fulvio, ciao a tutti. Posso chiedervi le condizioni di De Vrij? È un interista. A questo punto posso solo dire, da quello che ho letto, che De Vrij ha avuto un problema all'inguine, quindi avrà per un 10-15 giorni problemi ad allenarsi, e quindi dovrebbe saltare un paio di partite, quella con il Napoli e quella con lo Shakhtar, quindi il problema agli adduttori, all'inguine, quindi si sono infiammati, quindi deve avere assolutamente del riposo. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, grazie per averci seguito, grazie agli ospiti che sono stati molto gentili per un'ora di calcio leggero in puro stile di Che calcio che fai, e come ogni volta ci siamo anche questa volta divertiti. A questo punto non mi resta altro che mandare la sigla. A settimana